Do il benvenuto ad Alessandro Ladiana, responsabile della comunicazione per Teleperformance o Teleperformance. Lo sbaglio sempre, Alessandro, e ti chiedo scusa. Buongiorno. Buongiorno a te, a voi, a tutti i radioascoltatori. È importante che non sbagli Alessandro. No, quello mai. Buongiorno a te. Allora, adesso parliamo di una bella iniziativa che vi vede, protagonisti insieme a ASL, insieme all'associazione Simba nelle scuole di Taranto, per sensibilizzare all'utilizzo, in casi ovviamente estremi, della culla per la vita, che è una possibilità che abbiamo. Ricordiamo che quest'estate purtroppo ci fu un caso di un abbandono di neonato accanto ad un cassonetto, ed era veramente a pochi metri da questa culla per la vita. Quindi ci siamo tutti interrogati sul fatto che probabilmente è uno strumento che c'è, ma non è troppo conosciuto. Da qui la vostra idea di andare nelle scuole a raccontare ai ragazzi che ci sono delle possibilità di genitorialità anche responsabile nel decidere, qualora non si potesse, di affidare a qualcun altro la cosa più preziosa che si può avere. Assolutamente sì, ahimè la cronaca ci regala un po' in Italia periodicamente neonati che vengono abbandonati nei cassonetti, ed è quello che poi emerge. Purtroppo ogni tanto c'è anche del sommerso che a noi non arriva. La cura per la vita fu impiantata a Taranto nel 2016 da noi, da Simba, all'interno dell'ospedale di Taranto. Io dico non ha mai funzionato, ma in realtà è tutto assolutamente operativo. Periodicamente si fanno delle prove di test a sorpresa e funziona tutto perfettamente. Noi abbiamo deciso, proprio alla luce di quello che è capitato a Taranto qualche mese fa, di riprendere l'argomento, di farne una grandissima campagna di comunicazione dove incontrando le scuole si spieghi sicuramente la culla per la vita come extrema ratio, come ultima fermata di un percorso che ti deve però sempre portare alla vita, ma che deve passare per esempio dai consultori, e anche lì ci serve tanta informazione. Al tempo stesso entrando nelle scuole si ha la possibilità di poter confrontarsi con un mondo dove magari colpevolmente da prospettive differenti si è un po' arroccati, noi magari addetti ai lavori, e magari dalla culla per la vita si possono toccare altri temi importanti. Inizieremo il 13 di dicembre presso il Circolo Ufficiali, incontrando 2 scuole superiori, e poi sarà fatto un calendario, scuole che hanno chiesto proprio di incontrarci. E questo è molto bello perché capita spesso di parlare con voi di iniziative che prescindono dall'attività imprenditoriale e aziendale che fate, cioè la volontà di essere sul territorio. Sì, ci sono tanti modi per poter essere sul territorio. Noi cerchiamo di non tralasciare nulla. Questo è un progetto sul quale ci abbiamo messo tanta attenzione e ce ne metteremo tanta. Ripeto, i ragazzi rappresentano un forziere di suggerimenti, di feedback, anche di segnalazioni di problemi. Certo. E chi ha una responsabilità sul territorio, a prescindere dalla maglia che porta, ha il dovere di intercettare questa loro capacità di essere presenti, di contare. Allora lo faremo raccontando la culla per la vita, partendo dalla culla per la vita, e poi provando ad entrare però nel mondo dei ragazzi, provando a stabilire un rapporto fiduciario, di fiducia, in quelle 2 o 3 ore di chiacchierata, che alla fine della quale ci si possa arricchire di contenuti e per mettere in campo altre cose. Guarda, qualche giorno fa, nell'occasione di una presentazione di un libro, ho chiesto, c'era una platea di ragazzi, ho chiesto loro: quando avete un problema, una difficoltà, a chi vi rivolgete? Cioè, avete una persona un po' più grande di voi, un adulto di riferimento, non necessariamente magari un genitore con cui ci può essere un po' più di inibizione rispetto a dei temi, forse, non lo so. E mi ha colpito il fatto che la maggior parte di loro ha detto di tenersi tutto dentro. Cioè non parlano non soltanto con l'adulto, ma anche con gli amici.
E questa è una cosa che io dal lato mio, per il lavoro che faccio, ti posso confermare. Nel senso che noi abbiamo una comunità tra Taranto e Fiumicino, ma essenzialmente su Taranto, che ha uno spaccato generazionale. C'è il grosso, certo, della parte old, quella parte che ha iniziato nel 2005, e poi c'è la parte più recente che ha un'età media di 21-22 anni. La parte più recente, quando tu la incontri per fare delle chiacchierate senza rete, dove si parte dal fantacalcio e magari poi si finisce alla culla per la vita, sì, quando si tocca quel tema che dicevi tu è impressionante, ti lasciano basiti nella semplicità ma anche nella drammaticità di quello che ti dicono. Ecco perché parlavo prima di fiducia. Bisogna ricreare delle condizioni affinché scattino delle dinamiche fiduciarie all'interno chiaramente di una comunità, in questo caso la comunità di Taranto. La Culla per la Vita è qualcosa che esiste, è qualcosa che funziona, e allora partiamo di là per far salire un pochino più l'asticella anche dell'amore per il proprio territorio, certo, per la capacità di fare rete. Magari da quelle chiacchierate uscirà che Elisabetta conosce un'amica che ci sta pensando e le parlerà prima dei consultori e poi le parlerà però anche della Culla per la Vita, oppure farà una segnalazione. Usciamo da delle giornate drammatiche per altri temi, e una delle cose delle quali si parla tanto e da padre mi atterrisce è l'indifferenza che puoi avere su alcuni aspetti, l'incapacità di intercettare dei segnali.